organizza l'ottimissimo, esatto, perché adesso magari l'abbiamo così detta in maniera un po' veloce, e invece diciamolo, questa domenica adesso non lo posso dire troppo forte perché siamo, diciamo, però diciamo qui vicino in via Po, in uno dei locali di via Po ci sarà questo concerto, numero 21 credo. Va bene, tanto lì si sa, ci sarà questo concerto di questo artista Amerigo Verardi, produttore negli anni di Baustelle, primi 2 dischi. Primi 2. Certo. No, stiamo parlando di una commissione tra pop e psichedelia, folk, desert songs. Anche perché quando si dice psichedelia la gente immagina, sembra che siano delle robe molto strane. Sì, guarda la magna come guarda. La magna, salutiamo, perché poi abbiamo un pubblico sceltissimo. Questa sera c'è un pubblico sceltissimo. Marco La Magna, veramente. Diciamo, quando... c'è solo persone che ho messo in un video che ho recentemente pubblicato su Facebook, è incredibile. Questa sera li hai radunati qua. Ma l'hai già tolto il video? No, non l'ho hai minacciato, tolto. però c'è era ancora. Una finta. Allora invitiamo anche il pubblico presente ad andare sul mio Facebook. Certo. Non possiamo. Mattia Martino. Ma è privato. È arrivato anche Mauro. Ciao Laura. Ci sta. No, ritorniamo un attimo sul fatto che la psichedelia, che molto spesso c'è gente che vuole dirti delle cose, può staccare, ma è tutto a posto. Spesso viene vista come una roba molto strana, mentre in realtà è molto più pop di quello che uno possa immaginare, cioè melodie con accordi maggiori, posso dire queste cose? Tu puoi dire quello che vuoi perché tanto sei musicista, io no, quindi va bene così. Comunque, domenica 8 aprile, presenti e quelli on air. E quelli che ci ascoltano. Certo. Diciamo. Allora, ci vediamo per il concerto psichedelico pop. Di questo musicista, cantautore, musicista, chitarrista, produttore anche di vari dischi, e non sto a citarne tanti perché tanto dovete andarli a trovare, cercateli su Google. È giusto. Amerigo Verardi, dalle 21:30 bla bla. Però se arrivate prima sei tu che... Se arrivate prima c'è Margiotta che mette 2 dischi in vinile, che non fa mai male perché bisogna anche dare un po'... no, c'è un po' di buon vinile a tutti, è chiaro, buon vinile a tutti. No, e ti dico che però è bella questa cosa, che è una serata che organizzi tu e chiaramente all'accoglienza ci sei tu che metti la musica come sei solo tu. Assolutamente, è un modo per dare il benvenuto al pubblico che arriva, come l'oste in osteria, e come quindi ci piace questa maniera che hai così, molto anche come casereccia. No, sì, casereccia, no, volevo dire casereccia, perché poi anche la mia stessa, quindi diciamo un po' di salotto. Un po' di salotto, sì. Questa è una cosa bellissima, Margiotta, quindi io sono contento di poter... E tu verrai, perché so che mi hai detto che verrai, anche Mattia sarà anche presente. Mattia che si è incuriosito, diciamo, moltissimo. Anzi, lui lo conosce. Vuoi spendere 2 parole su Amerigo? Sì, no, facciamo anche bella figura perché giustamente Andrea organizza un concerto all'anno con artisti non della nostra città. In questo caso, diciamo, fa figo esserci. Anche nei confronti dell'artista, che poi magari sembra che siamo degli ignoranti, che non andiamo a vedere questo tipo di invitiamo anche concerti. gli amici salentini, perché lui è di Brindisi, quindi arriva da sud, invitiamo vari amici per far credere presenti. Che in qualche maniera noi siamo anche noi un po' radical chic, no? No, ma sono d'accordissimo con te. Non facciamo la figura di merda, insomma. No, non lo dobbiamo fare. Anzi, ti dirò di più, possiamo fare anche una cosa proprio come si fa quando si presentano queste robe qua. Vogliamo far sentire il pezzo, Costa? Ce l'abbiamo, lo mettiamo su. Questo brano che ci hai portato si intitola Innocenza, dall'ultimo disco Hippie Dixit, Amerigo Verardi, lui. Sentiamo, dai. La segue un cane sulla sabbia, come un miracolo si accende. Il cuore è un faro nella nebbia e mi ha salvato in un istante. Questione di stile e mani logore, è come il sale della terra, così sottile ed essenziale, ma sono cose che non valgono la metà di lei, che nel cuore sa come si fa a trasformare il vuoto
mente un desiderio, sulle sue spalle la realtà, fiori la pianta della cera, salvo il capretto dal macello, ed amarti come il primo giorno, sopra un foglietto scritto in bello. Tu che negli occhi hai un diario che brilla dove leggo chiaro tutto ciò che sei, e come fai in semplicità a trascurare i tuoi sogni per innocenza, per innocenza. Se ne va in giro un po' distratta, e nelle traiettorie è un pagliaccio, lo riconosci dalla sua tristezza e dalle lunghe gambe, dai piedi messi a L, ma quello nel suo circo, e come sempre pagherà il biglietto. Per innocenza, per innocenza, per innocenza, per innocenza, per innocenza. Questo possiamo fare anche un applauso, così dai, ci sta. Possiamo fare un applauso che avete sentito quanto si può essere pop pur mettendoci della psichedelia, del folk, delle tablas e quant'altro, vero? Un applauso ancora, dai, ci sta. Come piace a noi il pop, diciamo, come piace a noi. Quindi anche delle tapas, come suggerisce tapas, adesso non possiamo andare avanti sempre che cambio vocale. Comunque poi. L'album si intitola Hippie Dixit, è andato a ruba, non ci sono più copie in giro e speriamo che pressano dei vinili. Speriamo, dai. Speriamo che lo ristampino, volevi dire. Che lo ristampino. Pressare dei dischi in vinile. È una sintesi eccezionale, Andrea, una sintesi perché io eccezionale. Quando faccio i DJ set metto i dischi. Di pressi. Io non sono quello che maltratta gli MP3. No, tu metti dischi, anzi l'abbiamo anche ricordato altrove. Va bene, allora noi adesso, come dire, intanto io vorrei un grande applauso per Andrea Margiotta, perché queste cose che organizzi e io me lo prendo tutto, grazie, che questa sera siete eccezionali con Mattia, una coppia veramente, abbiamo ricostruito una strana coppia, ammettiamolo, io e Andrea abbiamo anche vissuto insieme. Non come pensate, cioè abbiamo condiviso una casa, cioè, come si dice, flatmate, come pensate? Non lo so come pensa lui. C'era anche la mia fidanzata, e infatti era addirittura un 3 cuori in affitto. Adesso non esageriamo. Vabbè, dai, adesso non andiamo troppo a indagare, però era così per creare anche quel minimo di attesa, perché noi invece a questo punto io farò fischiare il mixer, ma voi non vi preoccupate, però siamo